Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Un'edizione, quella di oggi, che purtroppo si apre con due tragiche notizie, quella della morte che è stata dichiarata del piccolo Vladi, che lo ricorderete era stato investito sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada assieme alla mamma a Santa Maria di Sala. Il bimbo era arrivato assieme alla madre appunto dall'Ucraina in fuga dalla guerra proprio alla fine di luglio. Questa mattina c'è stato l'ultimo saluto nella parrocchia di Campo San Piero, dove la famiglia era stata accolta, e questa mattina c'è stata anche un'altra cerimonia di commiato per un altro bimbo. Si tratta del piccolo Samad Mia, morto a soli 11 anni annegato nel lago di Molveno. Nella comunità musulmana è lutto e questa mattina tante persone si sono ritrovate nella moschea a Mestre per l'ultimo saluto al piccolo. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. La mia risposta è, vabbè, noi parliamo della... Conclusa da poco questa funzione di preghiera qui nella moschea in una laterale di via Torino, la moschea Baitul Mamur, proprio in onore di Samad Mia, però c'era anche un'altra persona, un anziano che invece è deceduto, era ricoverato all'ospedale, ma hanno deciso di unire le due funzioni perché sia Samad che quest'altra persona erano originarie dello stesso paese e quindi hanno deciso di poter pregare insieme per loro. Qui insieme a me c'è lo zio di Samad, Udin Pabel. Ecco, grazie per essere qui. Sappiamo che la salma di Samad e anche di altra persona torneranno in Bangladesh. Quando? Allora, Samad parte lunedì pomeriggio, arriva martedì sera in Bangladesh. Dopo mercoledì mattina ce l'abbiamo un altro funerale, questo sarà l'ultimo saluto in Bangladesh, così finisce l'istoria di Samad. Ecco, i genitori adesso non li abbiamo visti, loro sono disperati. Allora, i genitori, lo sapete, un bimbo di 11 anni, e dopo 11 anni perdere un bimbo vuol dire che perdere il cuore. Non hanno le condizioni proprio adesso o per parlare o per comunicare con qualcuno, perché tutti e due sono mentalmente proprio esauriti, anche fisicamente diventati deboli. Questa è la condizione di famiglia. Le comunità anche sono stati un po' silenziosi perché è una cosa che non recuperabile, è una perdita che non si può dimenticare. Questa è la condizione di famiglia e le condizioni della comunità. Udin, Samal chi era? Un ragazzino brillante, mi diceva poco fa. Sì, El Samad è un ragazzo, era molto silenzioso, è intelligente e brillante, e anche era un ragazzo bravo in scuola. Il suo coso più speciale perché aveva una tristezza di studiare, voleva essere un Hafez, voleva memorizzare tutto il Corano, che vive in Italia con la cultura italiana, mentalità italiana, perché quando lui aveva 19 mesi è venuto in Italia, però cresciuto come un italiano. Dopo essere come un italiano però voleva studiare anche il Corano, che già ha memorizzato di 5 pagine, già memorizzato, già stava mettendo il massimo impegno di completare il Corano, però il Dio Allah ha voluto, perché forse era un'anima buona, che il Dio Allah sempre vuole che l'anima buona, forse è stato deciso da lui, perciò non è riuscito a chiudere o completare il Corano. Però il ragazzo era molto intelligente, anche molto bravo, malleabile e silenzioso. Ecco, grazie Uden. Vi ricordo anche che qui c'erano oltre 1000 persone a partecipare a questa funzione religiosa qui nella moschea di via Linghindal. Io ringrazio ancora Udin per averci portato questo ricordo di Samad. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria Marchiori per questo collegamento. Noi ora andiamo in provincia di Treviso, a Roncade, per raccontarvi l'ennesima nottata di paura vissuta dai residenti della frazione di San Cipriano, presa di mira ancora una volta dai predoni delle case. Ci racconta tutto in diretta il nostro Cristian Arboit. A te Cristian, buongiorno. Buongiorno a te Marta, anche da parte di Tommaso Migot che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo, come dicevi bene, a San Cipriano, frazione di Roncade, una comunità che è senza pace perché i ladri qui continuano a farsi vedere, a farsi notare, a farne di ogni colore. 2 sere fa l'ennesima allerta, l'ennesima mobilitazione da parte dei residenti con uno scambio di messaggi, alcuni sono scesi anche in strada. Stiamo ricostruendo appunto con Tommaso Migot quello che è accaduto, stiamo anche cercando di capire se i colpi siano andati a segno o se sia stata una raffica di tentativi di furto. Quello che è certo, Marta, è che è stata una serata di allerta e di allarme. Qui con me c'è la signora Fiorella Mazzucco, molto disponibile e gentile. Anche lei 2 sere fa si è preoccupata perché ha ricevuto un messaggio proprio sul suo telefonino. Sì, ho ricevuto questo messaggio dicendo che c'erano questi furti e allora naturalmente mi sono subito allertata chiudendo porte e finestre. Come si fa? Comunque questa qui è una situazione che non va bene perché si è sempre in apprensione, sempre si ha paura quando si esce anche semplicemente a prendere il pane, che sono a 500 metri di distanza, bisogna chiudere tutto, attaccare l'allarme, insomma non è una cosa bella e non si vive bene. Ecco, lei vive, possiamo dirlo, barricata in casa come tanti qua in zona. Certo, sì, naturalmente anche di sera adesso con l'estate bisogna chiudere le finestre, bisogna chiudere i balconi perché non si sa mai, perché qui entrano dentro anche praticamente sei seduto semplicemente in divano e di sopra magari possono entrare di notte uguale, anche con il caldo bisogna chiudere le finestre e tutto, insomma. Lei ha subito un furto 5 anni fa e le hanno portato via tutto praticamente. Tutto quanto, sì, hanno devastato tutto, non le dico cosa ho trovato dentro, disastro. Comunque ho fatto la denuncia, sono andata ai carabinieri, però purtroppo queste sono le cose, non si riesce mai a trovare niente, ecco. Da allora lei, signora Fiorella, non so se possiamo mostrare, ma non vogliamo fare di certo pubblicità, ma lei si è affidata ad una società di vigilantes, sì. Ha installato anche delle telecamere, quindi veramente lei ha blindato il suo appartamento, la sua abitazione, certo. Quindi voi siete corsi ai ripari proprio come residenti. Certo, abbiamo dovuto ricorrere ai ripari perché appunto le dico non è un bel vivere e non si sa mai. Ecco, l'altra sera quindi l'ennesima allerta, l'ennesimo allarme, l'ennesima mobilitazione dei residenti. Cercheremo di capire anche con le forze dell'ordine cosa è realmente successo. Ci sono stati degli episodi a Vaglio, sempre in settimana, sempre in comune di Roncade. Poi con Tommaso Migot siamo andati verso la zona del cimitero e lì ci hanno confermato un altro furto, o comunque sono entrati in un'abitazione poco meno di un mese fa, quindi veramente senza pace. Senta, signora Fiorella, lei si sente di lanciare un appello, un messaggio? Beh, certo, naturalmente le forze dell'ordine sicuramente verranno anche a controllare, però se ce ne fosse un po' di più sarebbe un po' meglio. E anche una cosa, che se dovessero prendere questi benedetti ladri, che verrebbero veramente puniti, bisogna punirli queste persone, no che li prendono e dopo un paio d'ore sono fuori di nuovo. Ecco, questo è. Grazie signora Fiorella, grazie davvero, gentilissima. Marta, questo è il clima a San Cipriano di Roncade. Con Tommaso Migot continuerà il nostro viaggio e questa sera vi daremo tutti i dettagli. Per il momento a te la linea. Grazie Cristian, buon lavoro. Noi ora torniamo a parlare della
tragedia che si è verificata a Santa Maria di Sala. Sono state staccate nella notte le spine che tenevano in vita il piccolo Vladi, il bimbo di 6 anni travolto mentre attraversava la strada con la mamma a Santa Maria di Sala. Questa mattina il commiato nella canonica di Murella, dove era ospitato dopo essere sfuggito alla guerra nel suo paese. Ci aggiorna in diretta Valentina Visentini. Sì, buongiorno da Murelle di Villanova di Campo San Piero, alle nostre spalle la canonica. Si è concluso da poco questo momento di commiato, una preghiera che ha unito la comunità ucraina ma anche tante persone qui di Villanova di Campo San Piero che si sono strette in un abbraccio a mamma Antonina e al papà del piccolo Vladi, il bimbo di 6 anni appunto che è stato travolto e ucciso mercoledì pomeriggio mentre stava attraversando la strada in bicicletta con la mamma a Santa Maria di Sala. Nella notte appunto sono state staccate le macchine che tenevano ancora in vita il piccolo, nonostante qualche ora prima fosse stata dichiarata assente l'attività cerebrale. In un ultimo gesto di grande generosità la famiglia di Vladi ha deciso di donare gli organi. Il suo cuoricino sta già salvando la vita di un altro bambino. È venuto qui per cercare la pace ed è stato lui invece a donare vita. Così lo hanno ricordato Don Mirko, il parroco di Villanova di Campo San Piero, e anche Roberto Tuninetti della cooperativa Levante che ospitava la famiglia di Vladi qui nell'ex canonica, famiglia che era arrivata appena 3 settimane fa da Odessa in Ucraina scappando dalla guerra. Pensavano di poter garantire un futuro migliore ai loro bambini, in particolare a Vladi che avrebbe iniziato tra pochi giorni la prima elementare, e invece qui il piccolino ha trovato la morte in un tragico incidente, perché appunto una macchina si era fermata per far attraversare la mamma e il bambino, un'altra invece arrivando in sorpasso ha sfiorato e ha mancato di pochi centimetri la mamma, centrando invece il piccolo che è stato sbalzato sull'asfalto. Le sue condizioni erano parse fin da subito molto gravi. Si è continuato a sperare fino a poi a ieri, quando invece prima l'attività cerebrale è venuta a mancare e poi nella notte sono state staccate le spine. Prima però era arrivato qui anche il fratello più grande che ha potuto abbracciare il fratellino piccolo prima che le spine venissero staccate. Oggi, questa mattina, appunto un piccolo momento di preghiera e di commiato molto commovente e toccante, e in attesa che inizino le pratiche burocratiche per consentire il rimpatrio della salma del piccolo Vladi. Si sta mobilitando anche la prefettura di Padova proprio per aiutare i genitori a riportare ad Odessa il piccolo, dove riposerà dopo i funerali che si celebreranno nella sua città natale. Da Villanova di Campo San Piero è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Noi ora torniamo in centro a Treviso per parlare dell'aggressione che si è verificata l'altra sera in pieno centro. Si trova agli arresti domiciliari il 36enne che nei giorni scorsi ha aggredito il manager della sanità Carlo Bramezza. La misura è però scattata per la violazione di un divieto di avvicinamento ai gestori di un noto locale. Sullo sfondo ci sarebbe anche il cattivo funzionamento del braccialetto elettronico. Da Treviso arriva un appello al ministro Nordio. L'aggressione, lo ricorderemo, è avvenuta in piazza Crispi. È davvero una notizia che appendiamo come una medaglia al petto, importante, perché tocca un tema, quello del gioco che spesso diviene gioco patologico, che è davvero una piaga sociale per molte famiglie a numeri inquietanti. Stop del TAR alla creazione di una sala giochi all'interno di un ristorante pizzeria di Borgo Verde a Preganziol. Il Tribunale amministrativo del Veneto ha confermato la decisione presa dal Comune, che aveva invalidato la segnalazione certificata di inizio attività
attività e bloccato l'installazione di slot machine e quant'altro perché è troppo vicina a una struttura residenziale per persone con disabilità. La legge regionale sul contrasto alla ludopatia impedisce l'attività di gioco d'azzardo entro i 400 metri da luoghi cosiddetti sensibili, come in questo caso un centro disabili. In quella zona ce ne sono a poche centinaia di metri, ben 2, in particolare Casa Sole dista 363 metri. Nel 2024 i titolari del ristorante avevano presentato ricorso sostenendo che la distanza andasse calcolata dall'ingresso principale della struttura, ma prima per il comune e ora anche per il TAR tutti gli accessi, anche quello con il percorso pedonale più breve, vanno considerati ai fini del calcolo, basta che l'accesso esista. Poco importa che venga usato poco o sia chiuso con un lucchetto. Si ribadisce un principio che sulle norme è scritto, che poi magari nell'applicazione però trova a volte degli escamotage o delle scappatoie che rischiano di essere un po' pericolose e di lasciare spazio all'insediamento di strutture in queste situazioni. La tutela della salute pubblica è il fulcro, l'obiettivo principale di queste normative e siamo felici che effettivamente poi i comuni possano essere messi nelle condizioni di tutelare effettivamente i soggetti più vulnerabili e più facilmente esposti ai pericoli del gioco d'azzardo. Ecco, naturalmente questo era il servizio relativo alla sentenza del TAR del Veneto che ha dato ragione al comune di Preganziol, che aveva bloccato l'installazione di macchinette di una sala giochi, quindi in un ristorante vicino ad un centro per disabili, come previsto dalla legge regionale sul contrasto alla ludopatia. Vediamo ora il servizio invece relativo alla violenza che si è verificata in pieno centro a Treviso e che ha visto come vittima il dirigente della sanità Carlo Bramezza. È un collage inquietante di violenze, atti persecutori, minacce, quello che emerge con l'individuazione del 36enne trevigiano, autore da ultimo dell'aggressione shock ai danni del direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, episodio che risale al 19 agosto in via Martiri della Libertà. L'uomo, sottoposto a giudizio direttissimo, si trova ora ai domiciliari, ma non per le botte al manager, per cui è stato identificato dalla Polizia di Stato, quanto per aver violato il 20 agosto una misura cautelare che gli imponeva di non avvicinarsi ai titolari del Plenus Bistrò, locale che si trova in piazza Crispi e dove il clima da tempo era diventato incandescente. Sullo sfondo una condanna per stalking a 1 anno e 2 mesi con lo stesso 36enne che dal 2023 sottoponeva a un inferno pressoché quotidiano i gestori del bar, dal quale era stato in precedenza licenziato. Gomme bucate, telefonate minatorie, persino un'irruzione che aveva provocato il panico tra i clienti. Prima ancora della condanna l'uomo era stato ammonito dal questore e dotato di braccialetto elettronico. Il pregiudicato, che doveva tenersi a una distanza di almeno 500 metri dal locale di piazza Crispi, ha quindi violato il divieto 24 ore dopo l'agguato a Bramezza, avvenuto sempre nella stessa zona, a poche decine di metri in linea d'aria. Il sospetto quindi è che il braccialetto elettronico non abbia funzionato, moltiplicando rischi e pericoli. Il braccialetto elettronico come idea è un'idea molto interessante perché dovrebbe suonare e tutelare la persona che è perseguitata e quindi chiamare i carabinieri, ma purtroppo non funziona, quindi caro Nordio, fai qualcosa. Antonella Tocchetto, da esperta di diritto di famiglia, segue tante donne vittime di stalking. Il problema non è tanto il giorno che posso urlare se sto camminando per la città, ma di notte, se lui si avvicina e mi spacca una finestra ed entra in casa e mi uccide, queste donne non vivono e non dormono. Sembrano invece funzionare le telecamere usate per l'identificazione del soggetto subito dopo l'aggressione a Bramezza, strumenti fondamentali, afferma il sindaco Mario Conte, che sottolinea come ora la giustizia debba fare il proprio corso. Sulla falsariga il vice sindaco. Si è intervenuto e subito è stata intercettata questa persona e speriamo venga punita in maniera importante. Non funziona i braccialetti elettronici, ma qua diciamo che il comune non è responsabile, bisogna capire con la questura, la prefettura cosa eventualmente non ha funzionato, però bisogna rivolgersi a loro, non è un parametro di sicurezza che seguiamo noi.
Ed in centro a Treviso diversi giovani ieri pomeriggio sono stati identificati in via Risorgimento. L'operazione è stata condotta dagli agenti delle volanti che hanno chiesto anche il supporto della polizia locale. Da chiarire la causa dell'intervento verso le 5 del pomeriggio. Il movimento di uomini e mezzi non è comunque passato inosservato ai residenti. Non si esclude che i toni stessero cominciando ad accendersi tra due gruppi rivali, uno composto prevalentemente dai cosiddetti Maranza. Momenti di apprensione per un bambino di 1 anno ricoverato all'ospedale di Belluno con una grave sindrome legata all'assunzione di prodotti latticini con latte crudo. Si tratta del terzo caso nell'ULSS Dolomiti. I casi di SEU ora sono saliti a 3. Lo scorso novembre a Cortina su una bimba di 3 anni, qualche settimana fa su un lattante di 10 mesi ed ora su un piccolo di 1 anno. La sindrome emolitica uremica, malattia tanto rara quanto insidiosa in età pediatrica, si sviluppa da infezioni intestinali di origine animale, spesso associata all'assunzione di latticini non pastorizzati. Ed è sugli alimenti somministrati al lattante di 1 anno che gli accertamenti del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 sono concentrati. Fino ad ora non sono emerse evidenze sul tipo di alimento che possa avere scatenato nel piccolo la SEU e l'attenzione resta alta perché la malattia, se non intercettata e diagnosticata tempestivamente, può presentare un decorso molto grave a danno principalmente dei reni ma anche del cuore e del cervello. L'alimentazione è la principale imputata. Per nessuna ragione i lattanti debbono essere somministrati alimenti crudi a partire dai latticini e derivati. Né alimenti crudi né alimenti non lavati. E quindi questo è molto importante, come anche ovviamente prima di preparare il cibo dei bambini, chi lo prepara deve lavarsi le mani. Certi tipi di alimenti e soprattutto come gestiamo questi alimenti sono molto importanti per ridurre i rischi di infezioni. La prevenzione perciò passa da un codice di comportamento a cui i genitori o chi si occupa dell'alimentazione dei lattanti debbono attenersi scrupolosamente. Ma la SEU può colpire anche i bambini più grandi e in Veneto in queste ultime settimane un caso di SEU è stato diagnosticato su un piccolo di 7 anni. Questa circostanza apre perciò una riflessione più ampia anche sull'alimentazione in età pediatrica e sulle abitudini alimentari e che potrebbe arrivare a interessare il ciclo di produzione e vendita dei prodotti lattiero-caseari, pensando a una pastorizzazione spinta per minimizzare i rischi per la salute. Nel frattempo il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti, anche per il tramite dei pediatri di base, continua il suo impegno nella divulgazione di regole che certo sono di buon senso, ma che possono diventare salvavita. E torniamo ancora a parlare dei danni dell'ondata di maltempo che 2 giorni fa ha devastato le province di Venezia e di Padova. È in corso la conta dei danni. Vediamo la situazione nel quartiere della Bissuola a Mestre, una delle zone più colpite. Dopo la pioggia e gli allagamenti a Mestre e dintorni inizia la conta dei danni anche nella zona della Bissuola, una delle più danneggiate. Questo è il segno del 1984 che è stato il primo allagamento. Dopo hanno fatto dei lavori nel parco, delle condutture e quello un po' risolto parzialmente. Questo è il segno di ieri. All'indomani i residenti continuano a lavorare nei garage, ma non solo. Molti condomini in questo momento stanno svuotando garage, pulendo garage, perché non dimentichiamo che l'acqua che è venuta su e dai tombini e anche dal parco non è acqua piovana, ma è l'acqua dell'impianto fognario che diciamo le tubature non sono riuscite a smaltire, quindi c'è anche un problema appunto di sanità pubblica in questo momento. Arriveranno a sanificare i garage, il tutto a spese nostre e come dire, andiamo avanti e teniamo presente che è la terza volta in 2 anni che questo condominio va sotto, non solo con l'evento eccezionale di ieri, ma anche altre 2 volte dove non ha fatto così tanta notizia, ma come dire, per noi è sempre un grosso disagio. Da anni i residenti attendono un intervento che non arriva.
e il Comune aveva già previsto nel 2014 di raddoppiare l'impianto dell'idrovora qui dietro, che è l'idrovora di via Bissagora, che quindi avrebbe dovuto metterci in sicurezza tutta questa zona. Purtroppo però dal 2014 la giunta successiva poi ha deciso per altre priorità, ha spostato i finanziamenti su un'altra idrovora in un'altra zona e da allora noi attendiamo e periodicamente, come diceva Filippo, andiamo sotto. Andare sotto per noi non è solo buttare via le cose dei garage, che uno dice mazza mettetevele in atto e non rompete, ma questo condominio ha 5 scale con 5 ascensori a piano campagna, per cui vanno le fasce ascensori si riempiono e quindi avete quello che vedete, cioè 70 appartamenti abitati anche da fragili e persone anziane che non possono più muoversi per giorni finché la cosa non si sistema. Tutto questo ovviamente a spese nostre, perché sono tutti interventi di manutenzione straordinaria. I soldi per effettuare le opere necessarie ci sarebbero, evidenzia il consigliere Gasparinetti. Abbiamo un avanzo di bilancio libero 28 milioni di euro, 50 milioni di euro donazione al Qatar, 23 milioni di euro legge speciale. Stiamo vendendo tutti gli alloggi comunali a Spinea, sono altri 13 milioni di euro. Voi mettete in fila questi numeri e viene fuori una cifra che nessun altro come il nord-est credo possa neanche ipotizzare, neanche nei suoi sogni più spinti. Ora, il problema è che qui sappiamo benissimo, e lo sappiamo da tantissimi anni, che la zona di fatto è diventata un bacino di laminazione e questo condominio diventa il bacino di eliminazione di tutto il quartiere. Non è accettabile che siano i residenti a dover pagare il costo delle piogge. Ma non è l'unico aspetto da sottolineare. Ispra ha mappato il territorio veneto e in particolare per la città metropolitana di Venezia sappiamo benissimo quali sono le zone a rischio inondazione. Sono 194.000 persone a rischio inondazione ed è lì che bisogna intervenire. Le autorità di bacino, la città metropolitana di Venezia, i comuni rispettivi, i comuni non possono fare tutto da solo, la regione Veneto, che bisogna mettersi intorno a un tavolo, Veritas compresa, e capire come evitare che questi fatti si possano riprodurre. Da Mestre andiamo a Spinea, un'altra delle zone pesantemente colpite dagli allagamenti. Anche qui i residenti lanciano un appello al sindaco. L'acqua non defluiva e arrivava al marciapiedi, di conseguenza qua si era creata una cascata e aveva riempito poi successivamente tutto il garage. Se, come potete ben vedere, si è spostata all'interno ed ha completamente coinvolto i vari contatori. All'indomani degli allagamenti che hanno colpito pesantemente anche la zona di Spinea, in via Desenzano, si fa la conta dei danni e si lavora senza elettricità dopo ore. Se questo era il livello, poi automaticamente subentrando, guardate, quella è un altro segno ed ha ricoperto tutto. Quindi la situazione ad oggi è che voi siete ancora senza elettricità? Assolutamente sì, siamo senza elettricità. Come potete ben vedere, questi sono i danni che ci sono stati. Quindi, a parte che stiamo lavorando al buio, e niente, questo qua è quello che è successo in questo garage, un'auto completamente ricoperta e anche all'interno poi si sono spostati tutto, galleggiava di tutto e niente, qua ci si rimbocca le maniche e si cerca di risolvere la situazione. Un disastro completo, non ci si aspettava una cosa del genere. Proprio Lei quanti danni ha avuto più o meno? La macchina e tutto il primo garage l'ha aperto, un po' di attrezzi e la macchina è da buttare. Pesante la conta dei danni che coinvolge anche decine di automobili. Tutte le macchine, tutte le auto che sono dentro il garage devono essere buttate perché non possono essere recuperate e quello è un primo problema, ma il problema ora più importante è che abbiamo tutte le cose che devono essere smaltite e buttate che non abbiamo spazio dove metterle. Il Comune ha fatto sapere che Veritas effettuerà la raccolta per lo smaltimento dei rifiuti venerdì 29 agosto, ma i residenti si appellano al sindaco. Questo non è accettabile, al di là di che sappiamo benissimo che è tutto il comprensorio che ha problemi, ma questo è un caso molto particolare rispetto ad altri. Io invito il sindaco a fare di tutto, perché ne ha le facoltà, di portare qualcosa, anche l'esercito se è necessario, con un cassone portarselo davanti, altrimenti siamo propensi a prendere la roba come hanno fatto democraticamente nei paesi allagati, che la mettevano in un mucchio in strada e poi dopo andavano a raccogliere. A noi non è data questa possibilità, abbiamo bisogno di un cassone
con urgenza e prego che l'unica persona che può farlo è il sindaco. E conta dei danni anche nel Padovano. Vediamo la situazione a Due Carrare, una delle zone maggiormente colpite. Le pompe idrovore della Protezione Civile hanno continuato a prelevare l'acqua dai giardini delle abitazioni e dagli scantinati allagati in via Bassana a Due Carrare, gli ultimi interventi per risolvere quest'ultima ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Padova. I volontari della Protezione Civile non si sono mai fermati da giovedì all'alba. L'acqua è stata tanta, noi ce l'abbiamo messa tutta, i volontari hanno lavorato H24 e niente, noi siamo sempre qui pronti, speriamo che gli eventi diminuiscano. A Due Carrare il COC è stato chiuso nel pomeriggio, mentre l'idrovora della Madonnetta è stata potenziata in queste ore per riuscire a riversare l'acqua nel canale Vincenzone. Ancora visibili i segni dei livelli raggiunti dopo il violento nubifragio. Abbiamo sempre lavorato in stretto contatto con il Consorzio Bacchiglione. Vi posso assicurare che abbiamo i grafici, siamo stati qui H24 eccetera e le pompe non hanno mai smesso di funzionare. Purtroppo, e dico purtroppo, è caduta una quantità d'acqua pazzesca. E la prova ne è il fatto che noi abbiamo delle strade che alle 5:30, 6 di mattina erano completamente asciutte, alle 7:15 c'erano 80-90 centimetri d'acqua. Quindi in un'ora e mezza, massimo 2 ore, si è riversata una quantità incredibile d'acqua. Più di 600 i sacchi di sabbia distribuiti in queste ore, anziani portati fuori dalle abitazioni allagate, strade trasformate in canali che sono state prosciugate. La conta dei danni sarà lunga, spiega il sindaco Moro. Purtroppo abbiamo parecchi scantinati, parecchie famiglie che sono andate sott'acqua, i soccorsi sono stati tempestivi e ringrazio in primis la Protezione Civile di Due Carrare che è sempre presente, sempre attiva, ma poi ci hanno dato veramente una mano anche tutto il distretto del Padova Sud, è venuto anche il gruppo di Este, il gruppo di Cittadella. Voglio anche ringraziare gli scout perché ieri tutti i volontari erano impegnati nell'attività appunto di messa in sicurezza e di aiuto in primis anche ad anziani e a persone allettate e sono venuti gli scout a fare i sacchi di sabbia. Oltre 300 le chiamate arrivate ai vigili del fuoco di Padova da tutta la provincia, 150 gli interventi che hanno coinvolto i comuni di Albignasego, Maserà, Villafranca Padovana, Mestrino e ovviamente anche Padova città, colpita soprattutto nella parte sud e ovest. Ed è iniziata la conta dei danni anche per gli agricoltori padovani, vediamo. È ancora presto per fare una stima dei danni subiti dall'agricoltura dopo l'ondata di maltempo che ha colpito Padova e parte della sua provincia. I tecnici sono al lavoro sui 4.000 ettari tra Due Carrare, Maserà e Albignasego che sono stati colpiti. Per le associazioni di categoria il responsabile è la cementificazione. La cementificazione è il problema maggiormente che lo vediamo poi in questi momenti. L'acqua non trova scolo nel terreno agricolo e quindi con la cementificazione l'acqua corre dall'alto verso in basso e quindi soprattutto le aree quelle più vulnerabili, quelle più basse vanno in grosse difficoltà. Oggi vi è la necessità di fare interventi strutturali, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha già in programma interventi strutturali su questo, come i bacini di eliminazione nei colli ugani che danno la possibilità di trattenere l'acqua nel momento in cui ce n'è tanta per appunto soffrire in maniera positiva poi l'andamento dell'acqua nelle pianure. In questi giorni è partita anche la vendemmia, che però è stata rallentata dalle piogge che hanno flagellato il territorio. Oggi la vendemmia è stata bloccata su quasi tutto il territorio provinciale perché i terreni sono bagnati, quindi non c'è la possibilità oggi di fare vendemmie su alcune aree. Pensiamo che in questi giorni il sole dia ragione ai nostri viticoltori, quindi la vendemmia può ricominciare tranquillamente fra qualche giorno e penso che la vendemmia oggi sia un elemento importante e quindi la vendemmia dia la risposta anche concreta ai nostri agricoltori. In la regia ora per qualche istante di pubblicità, a tra poco.
Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo ora una parentesi dedicata alle attività degli alpini che riprendono. Andiamo a Cavaso del Tomba con il nostro Lucio Zanato, dove cominciano già i primi preparativi per la cerimonia della memoria dei popoli in attesa del Bosco delle Pennemozze. A te, Lucio. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 e con Paolo Butero vi faccio vedere lo splendido paesaggio che si può notare qui dalla cima del Monte Tomba. Sono con il presidente Rugolo della sezione ANA Montegrappa, che è, questa è la sua giurisdizione, e il presidente oggi ha convocato tutti i suoi alpini per preparare, per pulire, per preparare adeguatamente per tempo quest'area che è l'area per la cerimonia, come hai detto giustamente tu, per la cerimonia che ricorda tutti i popoli che hanno combattuto qui durante la Prima Guerra Mondiale. Presidente, un momento importante, quello del 7 settembre, perché non è una cerimonia qualsiasi. Voi invitate tutte le rappresentanze di tutti gli eserciti. Sì. È dal 1980 che il gruppo di Cavaso prima e poi in collaborazione la sezione Montegrappa ospitano la prima domenica di settembre questa cerimonia a carattere internazionale che vede arrivare da lontano delegazioni dall'Ungheria, dall'Austria, dalla Germania per condividere un momento particolare, un momento di memoria, un momento significativo a ricordo di tutti quelli che qui si sono combattuti e qui sono morti. C'è da pensare una cosa, noi siamo più avanti, nel senso che in questo momento c'è la conciliazione tra popoli che si sono combattuti anche in maniera molto dura qui è stato versato veramente tanto sangue. Tra l'altro vi consiglio di venire a vedere quest'area anche al di là del 7 settembre, perché gli alpini hanno riaperto le trincee e si nota quanto siano vicine le trincee italiane da quelle austro-ungariche e quanto sangue ancora adesso, se voi passate ad esempio in alcune trincee, lo faremo vedere questa sera, riaffiorano reperti. Certo, è un libro di storia all'aria aperta, si può dire. Erano veramente a poche decine di metri le prime due linee del fronte. Del resto la cima del Tomba, la dorsale Monfenera, che è stata interessata dopo la rotta di Caporetto a novembre del 17, su quella che poi è stata passata alla storia come battaglia d'arresto, vede 2 medaglie d'argento e 2 medaglie d'oro su questo piccolo tratto di fronte, che in quel momento era quello più importante e più delicato. Non era la roccaforte naturale di Cima Grappa, non era il Piave stranamente in piena per quel periodo, è una dorsale di 868 metri, ma era il punto più critico, e qui sono venuti a fermarsi i nostri e a fermare il fronte. Ecco, però fa pensare il fatto che noi adesso dialoghiamo e siamo nell'Europa insieme a quelli che sono stati i nostri nemici. Ricordo che ad Alano di Piave c'è invece il sacrario addirittura austro-ungarico, certo. E fa pensare che in altre parti del mondo invece la storia, la lezione che noi abbiamo vissuto, molti altri non riescono ancora a capirla. Del resto questa cerimonia nasce sulle macerie, sul dolore, sui lutti, sul sangue. Si può dire una cosa, lo dico con orgoglio, il gruppo di Cavaso del Tomba è il gruppo di cui io faccio parte. Ha fatto storia. Nel 1980 ha anticipato la storia, ha chiuso il cerchio della storia e ha fatto riabbracciare quelli che un giorno erano gli eredi, ma nei primi anni c'erano ancora quelli che si erano combattuti, e quelli che si erano battuti qui si sono riabbracciati, perché è giusto così. Ecco, fa notare qui dietro, proprio dietro alle nostre spalle, c'è praticamente quella lampada che viene accesa, se non ricordo male, proprio dagli amici tedeschi di lingua tedesca, in memoria anche loro accendono questa fiaccola di pace. Ecco, quindi fa pensare, ecco perché esserci il 7 settembre per ricordare questo momento, perché sono passi di storia che se tutta l'umanità imparasse a leggere, molto probabilmente certe cose non capiterebbero. Però prima del 7 settembre, Presidente Rugolo, lei è attore principale di un altro evento che invece sarà il 31 agosto, quindi domenica prossima, il 31 agosto, che seguiremo, che è la cerimonia delle Pennemozze, altro momento importante per gli alpini.
Sì, è un privilegio assoluto che mi hanno concesso i colleghi delle sezioni trevigiane e approfitto di ringraziarli. Mi hanno dato una grandissima responsabilità, spero di essere all'altezza di questo compito. Lì abbiamo un momento ancora più particolare, più intimo, è un momento che si vive in serenità, non abbiamo la linea del fronte, è un bosco, un sogno meraviglioso, è un bosco dedicato alle anime di quelli che non ci sono più, degli alpini della provincia di Treviso andati avanti. Sarà un altro momento significativo del nostro percorso della memoria dell'Associazione Nazionale Alpini. Ecco, un bosco che noi invitiamo ad andare a vedere anche fuori dalle cerimonie, perché lì si respira davvero un'area particolare. Lei cosa prova da alpino, però anche da persona, da essere umano, quando passeggia vicino, addosso, di lato a queste lapidi? Mi sento in sintonia con loro, sia pure non più materialmente, ma in sintonia in spirito e con il cuore. È come averli a fianco. E con questa riflessione, Marta, io ti restituisco la linea qui dal Monte Grappa, però lascia il tempo a Paolo Botero a fare una bellissima panoramica sulla pianura trevigiana, perché ne vale veramente la pena. Ieri sera, questa mattina ha piovuto e quindi qui c'è una visione davvero eccezionale dei colli asolani, della piana trevigiana fino a, vediamo, proprio ai Monti Berici e quindi al Vicentino. E con questa bellissima immagine dal Monte Tomba è tutto, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato per questo collegamento dalla cima del Monte Tomba. Saliamo ancora, ora con il prossimo collegamento andiamo sulle Dolomiti, perché abbiamo in onda, lo ringrazio per essere con noi, Walter De Cassan, che è presidente di Federalberghi Belluno, ma anche vicepresidente regionale dell'associazione. Buona giornata Walter De Cassan, grazie. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Ecco, allora abbiamo visto queste belle immagini, il cielo nuvoloso, le temperature sono decisamente calate sia in pianura che anche in montagna naturalmente. Fine settimana di grande traffico, di rientro, di controesodo. Si può tracciare un primo bilancio ormai di questa che viene considerata la fine dell'estate, ma anche di quella stagione che sta per venire, perché sappiamo che se il tempo terrà il mese di settembre è un mese comunque molto apprezzato da coloro che amano la montagna, soprattutto magari coloro che preferiscono più tranquillità rispetto alle grandi resse del mese di agosto, e magari coloro che amano anche andare a funghi. Esattamente, di nuovo buongiorno Marta, buongiorno a tutti. No, il bilancio di questo primo scorcio d'estate di aprile, maggio e giugno, del quale abbiamo dei dati consolidati, è estremamente positivo per la provincia di Belluno. Questo era già un trend che si era riscontrato dopo il Covid in continuo aumento, con la continua ricerca della vacanza attiva, della vacanza sveglia presto, a letto presto e via andare a camminare sui monti. Le previsioni per settembre sono altrettanto buone. Ovvio, settembre è sempre condizionato un pochino al tempo, per cui c'è il rischio della mancanza del last minute, però anche le previsioni per settembre ed anche per ottobre per alcune zone sono ottime. Ecco, quindi possiamo dire che l'estate è finita, o comunque in qualche modo siete ottimisti anche per quest'ultima parte dell'estate? No, assolutamente l'estate non è finita, l'estate continua, nonostante questo calo di temperatura anche qua su che c'è stato in questi ultimi 2 o 3 giorni, dopo un paio di giorni di pioggia che purtroppo hanno funestato questa settimana, fortunatamente senza nessun danno, ma l'estate non è assolutamente finita, l'estate continuerà per tutto il mese di settembre e in alcuni casi anche per il mese di ottobre. In questi mesi, soprattutto il mese di agosto, la parte finale di luglio, si è molto parlato di overtourism, soprattutto proprio per quanto riguarda la montagna, per quanto riguarda le Dolomiti. È realmente così? Che cosa sta succedendo? Allora,
Io abito a 1600 metri e spesso ho l'abitudine di guardare con un po' d'occhio d'aquila dall'alto il tutto. Allora, se per alcune zone possiamo parlare realmente di overtourism, e qui parlo del lago di Braies, parlo delle Tre Cime, parlo del Seceda, con tutte le polemiche che ci sono state durante questo inizio d'estate, però ci sono tantissime, ma ripeto, tantissime altre zone che sono completamente deserte. Allora, se noi con la promozione continuiamo a utilizzare le Tre Cime e il lago di Braies, è chiaro che la gente vorrà andare lì. Cominciamo a utilizzare altre zone spesso sconosciute e allora avremmo l'effetto di spalmare, uso un brutto termine perché non mi piace, però avremmo l'esito di spalmare la clientela su tutte le aree e ripeto, altre aree che sono altrettanto belle di quelle di cui parlavo prima. Ancora più belle proprio perché meno frequentate e meno battute. Quindi secondo lei, diciamo, è soprattutto una questione di promozione, di far sapere alle persone, ai turisti, soprattutto magari quelli che vengono da più lontano, quelle che sono quelle piccole perle nascoste delle nostre Dolomiti, in particolare di quelle bellunesi, magari meno conosciute rispetto a quelle del vicino Alto Adige. Ma infatti concordo pienamente su quanto ha detto lei su questo, che abbiamo zone bellissime completamente deserte e zone purtroppo anche per questioni dei social sotto certi aspetti non ci aiutano. Ecco, i social spesso aiutano l'overtourism. Perché? Perché i social, leggevo anche la polemica stamattina proprio sui giornali, la questione di due che facevano il bagno, la proposta di matrimonio eccetera, dentro il lago Sorapis. No, questi comportamenti non mi piacciono, punto. Basta, dobbiamo eliminare un certo tipo di comportamento da parte del turista. Ecco, c'è stata anche molta discussione, chiamiamola così, quest'estate sulla questione del riconoscimento UNESCO. C'è addirittura chi ha detto che ha portato proprio a questa situazione. È così secondo lei? Assolutamente no. Allora, il riconoscimento UNESCO, che io ho sempre sostenuto dall'inizio, sono sempre stato un grande fautore del riconoscimento UNESCO, è un ottimo veicolo pubblicitario, però, ripeto, dobbiamo evitare gli eccessi, perché il riconoscimento UNESCO ha portato a quell'internazionalizzazione della clientela che abbiamo adesso. Io con un piccolo albergo nel 2024 ho avuto 46 nazionalità diverse. Quindi il riconoscimento UNESCO ha portato a una promozione, forse a tratti anche sbagliata, questo non lo metto in dubbio, ci mancherebbe. Chiunque, io dico sempre che le uniche persone che non sbagliano sono quelle che non fanno nulla. Se è stato fatto qualcosa, magari in maniera sbagliata, basta che chi eventualmente l'ha fatto lo riconosca, però il riconoscimento UNESCO deve rimanere. Chi ha detto che è ora di toglierlo ha detto, a parer mio, una stupidaggine sesquipedale, mi dispiace dirlo, però quella è stata una cavolata fuori luogo. Però il riconoscimento UNESCO ha portato il mondo intero sulle Dolomiti, come lo faranno le Olimpiadi. E quindi anche questo è un aspetto, insomma, fondamentale da tenere presente anche per quello che verrà nei prossimi mesi in vista appunto delle Olimpiadi del prossimo inverno. De Cassano, un'ultima panoramica per quanto riguarda invece il resto della regione, vista appunto il suo incarico anche di vicepresidente per quanto riguarda Federalberghi del Veneto. Anche qui si è molto parlato quest'estate di ombrelloni vuoti, di spiagge, di tedeschi che hanno disertato le mete tradizionali della nostra regione. Dal vostro osservatorio com'è andata?
Allora, talvolta purtroppo si esagera per far notizia. Il discorso ombrelloni vuoti non è vero, perché che il mare abbia subito una leggera flessione, questo è indiscutibile, anche perché mi ricordo qualche settimana fa parlavo un giorno con un giornalista del Messaggero di Roma, mi diceva che una studiosa di turismo dell'università, di una qualche università della quale al momento non ricordo il nome, però diceva che la gente è alla ricerca di una vacanza più attiva. Quindi non più richiesto da chiunque lo stare a rosolarsi a non far nulla al mare. Ripeto, non c'è stato di certo il tracollo del quale alcuni organi di stampa hanno parlato in queste ultime settimane, però che il mare abbia avuto un leggero calo o stazionamento a seconda di certi luoghi, perché purtroppo non ho al momento tutte le statistiche, non ho avuto modo di vedere tutte le statistiche regionali, è un dato di fatto. Che abbiano tenuto abbastanza le città d'arte, che stiano tenendo anche le terme, questo è un dato di fatto. Sono anche cicli, attenzione, perché 10 anni fa in montagna d'estate non ci veniva nessuno, la montagna era nota solo per l'inverno, quindi ci possono essere anche dei cicli di calo crescita della domanda turistica. Però c'è una moda anche nel turismo, possiamo dirla così. Sicuramente, ripeto, non voglio criminalizzare nulla e nessuno, però è un dato di fatto, vediamo i numeri, però si è un po' esagerato dicendo che gli ombrelloni e le spiagge erano vuote quest'estate, si è un po' esagerato. Bene, allora questo diciamo è il quadro che possiamo tracciare con Federalberghi Belluno e Veneto per quanto riguarda la stagione estiva 2025, le prospettive anche abbiamo detto per quello che arriverà nel mese di settembre. Io la ringrazio intanto per essere stato con noi, le auguro un buon lavoro. Grazie Marta, buon lavoro a lei, grazie a tutti. Grazie. Noi ora continuiamo con la cronaca, il nostro telegiornale e torniamo a parlare di spaccio di droga. Andiamo a Padova perché un richiedente asilo è stato arrestato mentre spacciava cocaina. Aveva già un divieto di dimora, ora è stato condannato a 9 mesi. Sorpreso a vendere una dose di cocaina a una donna in via Cavallotti, un ventenne egiziano richiedente asilo e con precedenti per droga è stato arrestato dagli agenti della questura di Padova per spaccio di cocaina. L'uomo è stato fermato dopo essere stato notato mentre cedeva la dose alla 56enne in cambio di 40 euro. Nelle sue tasche i poliziotti hanno trovato altri 1.500 euro, frutto dell'attività di spaccio della sola mattinata. Sbarcato a Lampedusa e arrivato a Padova nel luglio del 2024 era già stato arrestato la scorsa estate perché trovato con della cocaina e aveva ricevuto la misura del divieto di dimora a Padova, ma il ventenne senza fissa dimora né lavoro non aveva mai lasciato la città, continuando la sua attività di spaccio. Processato con rito direttissimo, è stato condannato a 9 mesi di carcere e al pagamento di una multa di 2.000 euro. Dopo le pratiche all'ufficio immigrazione è stato trovato un posto al centro per il rimpatrio di San Gervasio a Potenza. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha firmato il provvedimento di espulsione. Droga e soldi in contanti nascosti in auto e in casa. La polizia ha arrestato un lavoratore stagionale a Cortina accusato di essere al centro di un giro di spaccio tra l'Alto Cadore e Lampezzo. Indagini delicate per ricostruire la rete dei clienti e dei canali di rifornimento. Fermato per un normale controllo lungo la statale 51, ma nel bagagliaio e poi in casa aveva cocaina, hashish e denaro in contanti. È finita così la corsa di un 28enne italiano, lavoratore stagionale, arrestato dagli agenti della volante del commissariato di Cortina. Gli operatori, insospettiti del comportamento agitato del giovane, hanno deciso di andare a fondo. 9 dosi di cocaina già pronte, 690 euro e 3 cellulari nascosti nell'auto. Da lì la perquisizione è proseguita fino all'abitazione, dove i poliziotti hanno trovato altri 55 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish e 1.000 euro in contanti.
Un sequestro importante che conferma l'attenzione investigativa sulla piazza dello Spaccio, tra l'Alto Cadore e Lampezzo, un territorio delicato e sotto osservazione da mesi. Lo scorso luglio un altro lavoratore stagionale, un trentenne italiano di origine venezuelana, venne arrestato alla fermata dell'autobus in centro a Cortina. Nella perquisizione personale e domiciliare saltarono fuori 36 bustine di marijuana già confezionate per lo spaccio, mezzo chilo della medesima sostanza, 1.600 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida dell'arresto eseguito martedì scorso, il 28enne è stato sottoposto all'obbligo di dimora. L'attività di indagine della polizia prosegue e si concentra sui contatti del giovane e sui suoi canali di rifornimento. Intossicazione da cannabis, questo nella lettera di dimissioni dell'ospedale di Abano Terme, che ha ricevuto una colf di 52 anni. Dalle indagini è emerso che l'aveva ingerita con una torta. L'aspetto di quei dolcetti nel frigo della famiglia per cui lavorava era molto invitante, evidentemente, tanto da spingere una colf ad assaggiarli senza chiedere il permesso a nessuno. Peccato però che quei brownies fossero farciti di cannabis. Prima un malessere con dei mancamenti, poi la corsa in ospedale ad Abano Terme, dove le viene diagnosticata un'intossicazione da cannabis. Vista la sostanza, sono stati avvertiti i carabinieri, che hanno prima interrogato la donna, una 52enne di origine straniera, che ha confessato quello che per lei era solo un peccato di gola. Poi i militari sono andati nella casa dove lavorava. Lì hanno trovato ancora qualche pezzo di torta cucinata dal figlio 18enne della coppia, per cui la donna prestava servizio. Per il giovane nessuna denuncia, ma la segnalazione in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Torniamo a parlare ora di un'altra questione che sta tenendo banco in queste ultime ore, che è quella dei dazi americani. Dazi americani che avranno un impatto pesante in Veneto. Pensate, solo per quanto riguarda l'agricoltura si parla di 1 miliardo di euro. Ci racconta tutto il nostro Mirko Cavallin dalla nostra redazione di Bassano del Grappa. Buongiorno da Bassano del Grappa, insieme a Renzo Rigon alla parte tecnica. Abbiamo ospite oggi il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo. Dunque, presidente, questi dazi dopo tante settimane di parole sono diventati ormai nero su bianco, con credo la parola preoccupazione da parte vostra. Beh, senz'altro dal punto di vista del settore agricolo e più in generale agroalimentare, ovviamente un 15% in più di dazi può creare più di qualche noia alle nostre esportazioni. È vero anche che comunque negli Stati Uniti abbiamo sempre esportato prodotti di qualità, quindi la speranza è quella che comunque anche un aumento di prezzo per i consumatori finali statunitensi non incida più di tanto, visto il valore aggiunto che hanno i nostri prodotti. È comunque un rischio che si va a correre, si parla a livello veneto di quasi 1 miliardo di euro di rischio di perdita, dove la peggio purtroppo in noi c'era il settore vitivinicolo, perché era quello più esposto nei confronti degli Stati Uniti. 2/3 di questo miliardo di euro riguardano il vino. Ecco, tra l'altro in un anno in cui sono usciti proprio ieri i dati di previsione sulla vendemmia, che sono in gran parte positivi, quindi quest'uva comunque andrà trattata e imbottigliata, ma molto dipende anche dai consumatori americani o dagli importatori. No, diciamo che in un anno in cui fortunatamente finalmente non c'erano catastrofi sui nostri vigneti, c'è questo blocco, questa difficoltà nel mercato americano. Dobbiamo anche essere bravi noi comunque come sistema agroalimentare a cercare anche altri sbocchi, penso all'Asia o altri paesi. Insomma, il mondo è grande, ovviamente non è una cosa immediata, è un percorso che bisogna creare. Da quell'altra parte
ci tengo a sottolineare, dispiace che comunque l'Europa non sia stata in grado, insomma, di avere una certa postura nei confronti dell'America, anzi dal punto di vista anche di noi agricoltori italiani e di soci Coldiretti, aver visto, insomma, che anche la von der Leyen abbia immolato l'agroalimentare italiano magari per, come merce di scambio, salvare l'automotive più a trazione franco-tedesca. Ecco, questo a noi fa un po' di rabbia, perché in un'Unione Europea bisogna guardare gli interessi di tutti, non solo di alcuni stati. Complessivamente l'Italia ovviamente soffrirà, ma come soffriranno altri paesi che producono molto, penso alla Francia ad esempio, ma la stessa Germania, insomma, una discreta produzione agricola. La diversificazione, ognuno si arrangia o ci si muove per comparti, per categorie? Diciamo che il sistema italiano è costituito principalmente da DOP e IGP, quindi anche i consorzi di tutela avranno un ruolo fondamentale. Poi c'è l'agenzia ICE che si occupa appunto di mercati esteri, bisognerà fare squadra, bisognerà fare sistema. È vero anche che comunque magari a differenza degli altri stati, fortunatamente l'Italia non ha mai avuto prodotti di commodities ma prodotti a valore aggiunto, e questa speriamo che sia ancora una volta la carta vincente, non solo per continuare a vendere negli Stati Uniti, ma anche, come dicevo prima, ampliare e diversificare quelli che sono i nostri mercati. Gli effetti ovviamente non si vedranno in questi giorni, ma credo a medio termine, anche perché molta merce nel frattempo era già stata immagazzinata prima dei dazi. No, hai detto correttamente, non si vede, si sono già visti, nel senso che a inizio anno, quando si paventava l'ipotesi dei dazi, molti importatori americani avevano fatto magazzino, quindi acquistato prima. Adesso ovviamente c'è una flessione perché devono smaltire le scorte di magazzino. I mesi prossimi saranno quelli cruciali per capire realmente di che riduzione si tratta. Si spera che si faccia un po' di malcomune mezzo gaggio, sicché una parte dell'aumento se lo sobbarcherà anche, insomma, chi andrà ad acquistare, e poi, ripeto, sarà importantissimo andare a diversificare, perché ricordiamo il mondo è grande, fortunatamente il Made in Italy è comunque richiesto non solo in America, quindi la nostra forza sarà appunto la diversificazione e soprattutto continuare a puntare su una vendita di prodotti di alta gamma, di alta fascia. E allora auguriamo a lei e a tutti i collaboratori e chi lavora nel settore primario, così si chiamava una volta, buon lavoro, ce n'è tanto da fare. Renzo Rigon alla parte tecnica, da Bassano è tutto, a voi la linea. Ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo ora uno spazio di approfondimento dedicato all'insegnamento e dedicato ai bambini. Saluto le nostre ospiti, che ringrazio per essere qui con noi. Benvenuti a Simonetta Rubinato, presidente della FISM di Treviso. Buongiorno. Grazie per essere con noi, e a Roberta Rizzo, che è componente della commissione pedagogica di FISM e coordinatrice anche della scuola dell'infanzia e del nido integrato Santa Maria Goretti di Bagnolo. Allora, mentre i bambini si stanno ancora godendo queste ultime settimane di vacanza, questi ultimi giorni di vacanza, nelle scuole si lavora per organizzare il prossimo, quello che è insomma il prossimo anno. Da FISM Treviso parte un progetto sicuramente molto interessante, sicuramente che farà discutere anche parecchio, che riguarda il piano formativo degli insegnanti, per formarli proprio e prepararli ad affrontare quelle che sono le sfide anche legate ai cambiamenti del mondo, della società nella quale viviamo. Simonetta Rubinato, possiamo dire una vera e propria sfida, quella che avete lanciato con i temi di quest'anno, che sono da un lato il dialogo interreligioso, la scuola di religioni, possiamo dirla così per semplificare, e l'intelligenza artificiale. Sì. Come mai la scelta di questi temi? Allora, intanto oggi non poteva essere qui e ricordo che l'autore, insieme alla Commissione Pedagogica Provinciale di FISM, l'autore della proposta formativa
guida è il nostro coordinatore pedagogico, che è il professor Francis Contessotto. FISME, tra le altre cose, oltre a rappresentare l'associazione di tutte le scuole associate, si occupa anche della formazione dei docenti. Da anni partecipiamo ad un bando promosso da Fonder, un fondo per la formazione degli enti religiosi, per cercare di acquisire le risorse necessarie a offrire gratuitamente la formazione alle insegnanti. Perché gratuitamente? Perché l'essere gratuito agevola di più la partecipazione. Questo piano formativo quindi sono piani che tengono conto dei bisogni formativi che esprime il territorio, perché sul territorio noi abbiamo le coordinatrici di zona che raccolgono anche le esigenze che arrivano dalle scuole, dalle docenti, e quindi quest'anno, tra i vari temi sollevati, che sono sempre molti, in particolare è stato scelto queste due linee, che poi non sono ovviamente esclusive. Quella del dialogo interreligioso perché? Perché viviamo sempre più in una società che è multiculturale e multireligiosa, e nelle nostre scuole vivono le nostre comunità con queste presenze di diversità. Riteniamo che, come ci insegnano anche le ultime scoperte delle neuroscienze, che la fase iniziale di vita, il percorso formativo iniziale di vita di un bambino, non solo dai 3 ai 6 anni, ma addirittura prima dei 3 anni, sia fondamentale per costruire la sua personalità e quindi la società del futuro. E che cosa richiede una società che è multiculturale? Richiede conoscenza, cioè della diversità, quindi anche sotto il profilo culturale e religioso, quali sono le differenze e quindi conoscerle. Penso ad esempio a una cosa molto semplice, il cibo. Anche quello è un aspetto culturale molto importante del perché chi segue con la sua famiglia una determinata religione può mangiare delle cose e non ne mangia delle altre in determinati periodi. Quindi da un lato la conoscenza e dall'altro gli strumenti di un dialogo corretto e reciprocamente rispettoso fin da piccoli, in modo da costruire degli adolescenti, dei ragazzi, dei giovani, delle persone che nel futuro sapranno vivere con equilibrio anche le differenze, che pur costituiscono, come dire, note musicali diverse nell'ambito di quella che è l'umanità. La Chiesa, con la sua antropologia cristiana, con i suoi valori di rispetto, solidarietà, dignità della persona umana, e anche sul fronte del dialogo interreligioso sta facendo molto, e quindi abbiamo raccolto questa sfida perché? Per dare agli insegnanti gli strumenti corretti, perché a volte non basta la buona volontà di cercare di affrontare questi temi, ma vanno dati gli strumenti corretti, che non solo sono gli strumenti della conoscenza e del dialogo, ma anche il rispetto delle direttive ministeriali su questo tema, che è un tema che sta dentro a una conoscenza culturale delle religioni che è prescritto anche dalle normative ministeriali. Conoscenza non catechesi, esatto, no? Di esattamente, fatto. Conoscenza e non catechesi, e poi in particolare ovviamente conoscenza anche dell'identità cristiana e della religione cattolica, perché come si fa ad ammirare un'opera d'arte nel nostro paese, a comprenderla, se non si conosce in particolare la religione cattolica. Per cui c'è lo spazio per l'insegnamento della religione cattolica, ma c'è anche questo spazio che è in linea con le direttive ministeriali, che sempre più è un bisogno formativo che nasce sul territorio. Questo è un tema, poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale e poi ci sono tanti altri temi su cui magari adesso Roberta, che fa parte della commissione pedagogica provinciale, ci dirà come è impostato il piano formativo. Tra l'altro già lunedì prossimo questo piano formativo ha più momenti. La prossima settimana partono 30 coordinatrici circa in una sorta di ritiro di 4 giorni, un corso residenziale sull'accompagnamento dei genitori. E ne può parlare lei. Poi ci sarà il convegno di settembre dove avremo ospiti molto illustri, dopo, e poi il piano formativo annuale, punto, se no ho detto tutto io. Ecco, Roberta Rizzo, allora sono anche molti altri gli aspetti che verranno affrontati. Parliamo di questo prossimo, il primo insomma, che partirà già dalla prossima settimana, che appunto diceva Simonetta Rubinato coinvolge anche i genitori e sappiamo quanto sia importante questo tema sotto tutti i punti di vista. Ne parliamo molto spesso anche per episodi di cronaca che raccontiamo nei nostri telegiornali, quindi un percorso diciamo educativo, formativo che coinvolga le famiglie è senz'altro fondamentale. Assolutamente la nostra azione di insegnanti parte proprio da il dialogo con la famiglia,
concepire le difficoltà ma anche le risorse che la famiglia ha. E a proposito di questo, appunto, in questi anni abbiamo svolto dei corsi residenziali proprio come coordinatrici. Partirà, appunto, come avete detto, tra qualche giorno la terza edizione, e il tema è quello proprio del dialogo con le famiglie, a partire da una consapevolezza di quelle che sono le risorse di una comunicazione efficace, per poi passare nella parte del comparenting, cioè dell'accompagnamento alla genitorialità nell'ottica del sé compassionevole. E sono tematiche che approfondiamo con degli relatori di spessore, perché abbiamo il professor Mario Becciu e la professoressa Anna Rita Colassanti, che sono docenti dell'Università Pontificia Salesiana e che ci accompagnano in questo corso residenziale, che offre anche la possibilità alle coordinatrici di ritrovarsi e di confrontarsi anche in momenti non istituzionali. Quindi è un corso che proprio crea una rete di supporto, che è la base poi per la nuova annualità scolastica e per poter accompagnare quelli che sono i nostri genitori. La forza delle nostre scuole FISO sta proprio nel dialogo con i genitori e nel costante accompagnamento all'educazione dei loro bimbi. Ecco, dalla sua esperienza, insomma, quali sono le richieste che vengono maggiormente dalle famiglie, dai genitori, in questo momento, insomma, difficile che stiamo vivendo, difficile per le famiglie, difficile per i ragazzi, continuamente pieno di novità, di cambiamenti velocissimi? Credo che l'esigenza dei genitori sia quella di essere ascoltati in primis, e quindi in questo ascolto anche di essere capiti. Diciamo che viviamo in un'epoca in cui c'è molto estremismo da una parte e dall'altra nei pensieri base della vita, e quindi c'è la necessità per i genitori di creare un dialogo all'interno di ogni tematica, in modo tale da poter trovare una via di mezzo, trovare da ciò che affrontano quotidianamente una risposta alla quotidianità, ma proprio cercando la giusta via di mezzo. Ecco perché le nostre insegnanti si continuano a formare dal punto di vista pedagogico, per avere una visione, appunto, della quotidianità che sia al passo con i tempi, ma che non escluda ciò che il passato ci ha insegnato. Ecco, al passo con i tempi, anche con bambini piccolissimi, quindi quanto è importante avviare questo tipo di percorso fin dalla scuola materna, insomma, dalla scuola dell'infanzia? Io credo sia un percorso di conoscenza, quindi dobbiamo essere consapevoli degli strumenti che abbiamo e che la società ha, in questo caso particolarmente l'intelligenza artificiale, per esempio. Non è tanto schierarsi dalla parte di è utile, non è utile, quanto conoscerla e capire dove può essere utile e quanto può essere utile. Non direttamente magari nelle mani dei bambini, in questo caso, perché abbiamo a che fare con bambini molto piccoli, ma nelle mani dei loro genitori e di noi come insegnanti. Certo, quindi è un mondo nuovo che si sta aprendo, no? Davanti ai nostri occhi, che coinvolge in modo molto rapido e molto veloce, quindi è davvero importante riuscire ad avere gli strumenti per stare al passo, per capirlo e per governare anche questo cambiamento, che altrimenti rischia di travolgerci, di travolgere i genitori, di travolgere anche i bambini e i ragazzi. Ritornando, Simonetta Rubinato, a quanto dicevamo prima relativamente alle religioni, alla conoscenza delle religioni, si diceva un tema sicuramente delicato, che si presta anche, se vogliamo dire, a strumentalizzazioni, no? Come è già accaduto anche l'anno scorso in provincia di Treviso. Come volete quindi voi affrontare proprio il tema per evitare che questo accada? Allora, innanzitutto abbiamo un momento importante, che è quello del convegno annuale. Comincia l'anno scolastico sempre con un momento di grande assembleare, direi, con tutte le docenti e le educatrici delle nostre scuole. Sono circa 900 di solito le partecipanti, che è il convegno annuale che si terrà quest'anno a Santa Lucia di Piave il 27 di settembre, e sarà proprio dedicato, il titolo è Culture e religioni
sfide e risorse per la scuola dell'infanzia paritaria di ispirazione cristiana. Noi dobbiamo sposare insieme queste due cose. È scuola paritaria, quindi fa parte del sistema nazionale di istruzione, quindi deve rispettare le linee, gli orientamenti, le direttive anche ministeriali rispetto a quello che è un insegnamento non confessionale anche nella scuola dell'infanzia, ma nello stesso tempo di ispirazione cristiana, cioè una scuola che ha una ben precisa idea di persona e di comunità e quindi determinati valori. Quindi l'ispirazione cristiana è tutta nell'ispirazione di quelli che sono i valori dell'antropologia cristiana. Per esempio nelle nostre scuole è molto importante anche l'aspetto spirituale, perché la persona, secondo noi, ha anche un aspetto spirituale da educare, no? Ecco, allora in questo primo momento lo affronteremo con dei pesi massimi, vorrei dire, particolarmente competenti, perché avremo la possibilità di avere con noi, su invito del professor Contessotto, Don Giuliano Savina. Chi è Don Giuliano Savina? È il direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI, quindi il direttore di quella commissione che dentro la Conferenza Episcopale Italiana si occupa del dialogo interreligioso. Quindi il numero uno, possiamo dire. Il numero uno. Avremo tra l'altro con noi anche il vescovo di Vittorio Veneto, che di questi temi conosce ed è esperto, per cui anche lui porterà un contributo. E la seconda relazione avremo con noi il consulente ecclesiastico di FISM nazionale, Don Mario Della Giovanna, il quale ci darà gli strumenti per interpretare il progetto educativo in un'ottica interculturale e interreligiosa, secondo quelle che sono le direttive ministeriali. Quindi noi dobbiamo tenere insieme i due aspetti, la parità, la scuola paritaria con la scuola di ispirazione cristiana, e nei nostri territori questo bisogno si è manifestato anche in modo, se vogliamo dire, un po' così, ha occupato un po' i media, diciamo così, qualche mese fa, e proprio da lì nasce l'esigenza di dare a insegnanti che vogliono affrontare questa sfida le corrette risorse per farlo nel modo migliore possibile. Modo migliore per loro e per i bambini soprattutto, perché poi alla fine... E per le nostre comunità del futuro, perché oggi qualche problema ce l'abbiamo su questo fronte. Penso a tante vostre telecronache, no? Su fatti che vedono adolescenti anche di diversa provenienza, che vengono da famiglie con diverse culture, diverse religioni. Qualcosa non ha funzionato prima forse, perché poi raccogliamo questo. Ecco, quindi il tema è: partiamo prima per fare in modo che davvero questi bambini abbiano gli strumenti fin da piccoli per un rispetto reciproco, un dialogo costruttivo e costruire insieme delle comunità coese. E poi questo tema verrà approfondito durante l'anno scolastico nel corso di tutto il piano formativo, insieme ad altri argomenti, l'autismo, la psicomotricità, quindi voglio dire sono tantissimi percorsi, sono 11, ma verrà approfondito con il supporto dell'equipe degli studi ecumenici di Venezia. Quindi anche qui cerchiamo di attingere alle migliori risorse per dare alle nostre docenti, educatrici e insegnanti gli strumenti migliori, e quindi poi dandoli a loro, siccome il servizio scuola è fatto dalle persone, non dai muri. A volte io ho visto questo PNR, no? Si costruiscono nuovi edifici, ma case di comunità piuttosto che scuole, ma poi alla fine la scuola è fatta dai docenti, che devono essere loro a dare la qualità. Sanità è fatta anche dai medici e dagli infermieri, che se non ci sono... Esatto, per cui non bastano i muri, è qui che dobbiamo investire. Senz'altro è un ragionamento molto importante questo. Roberta Rizzo, lei fa parte proprio di quegli operatori, no? Di quelle persone che ci stanno mettendo l'anima e il cuore, anche pur essendo giovanissima, devo dire, per questo lavoro. Che situazioni vi trovate più frequentemente ad affrontare con i bambini, con le famiglie, con le diverse componenti della nostra società?
Ma devo dire che se parlo di bambini, quella è la parte più semplice del nostro lavoro. E ovviamente la difficoltà è quella appunto di mettere in dialogo le varie situazioni che si verificano nel contesto scuola e che sono nel piccolo un riflesso di quello che si verifica poi nella nostra società. Quindi la maggior parte appunto del lavoro è proprio fatta in dialogo con le famiglie per quei principi che citava Simonetta, il rispetto reciproco, la comprensione e anche l'avvicinamento di opinioni e posizioni diverse sui vari argomenti. Quindi questa è sicuramente parte del nostro lavoro, è forse la parte un po' più faticosa, ma è la parte che siamo chiamati come insegnanti a dover fare e a dover curare. È vero che a volte è più difficile, dico tra virgolette, educare i genitori che i bambini? È più difficile perché perdiamo crescendo e fortunatamente noi come insegnanti lo riusciamo ancora a mantenere, perdiamo un po' la magia e la semplicità che i bambini ci insegnano costantemente e quindi quando cresciamo ci sembrano ostacoli grandi, cose che in realtà sono piccole. In questo dovremmo imparare un po' dai bambini, tornare ad osservarli un pochettino e imparare anche proprio nei momenti di scontro, per esempio nei litigi, come fare ad affrontare il problema. Ecco, quindi sì, questo un pochettino. Ecco, Simonetta Rubinato, bambini che sono sempre meno nella nostra società, c'è anche questo aspetto. Ricordo l'anno scorso all'inizio dell'anno avevate sottolineato proprio questo aspetto e quindi anche tutto il conseguente risvolto economico per quanto riguarda le scuole paritarie che ne consegue. Una fotografia dell'anno scolastico che sta per cominciare in questo senso. Intanto purtroppo ricordiamo che il Veneto segue la tendenza nazionale e ricordiamo qual è il dato dei nati nel 2024 in Veneto. Appena poco più di 30.000 bambini. Cioè andiamo verso una società in cui, grazie al cielo, gli over 80 e gli over 65 stanno aumentando in modo importante perché entreranno nell'over 65 i bambini del famoso boom demografico degli anni 60. Per fortuna si vive a lungo di più e quindi stanno aumentando le coorti degli anziani in modo importante con tutto un tema di come affrontare l'assistenza a quella fascia di persone e dall'altra parte nascono in un anno 30.000 bambini in Veneto. E sono davvero pochissimi perché sulle loro spalle poi questa sarà la popolazione che dai 24 anni in su, 25 ai 44 sarà la popolazione attiva, sempre più ridotta, che dovrà anche sostenere il welfare dell'altra parte di popolazione attiva. Quindi anche il tema, speriamo, la demografia non ci aiuterà per lungo tempo a recuperare per una crescita sostenibile che mantenga il nostro welfare, la tecnologia dà qualche speranza perché speriamo da lì che arrivi qualche risposta per aiutarci a reggere una società che invecchia in questo modo così importante. Diventa allora strategico investire sui bambini, a dare loro quanto prima tutte le opportunità. Io dico sempre che il PNR o i piani dovevano investire almeno altrettante, se non di più, risorse sulla gestione del servizio scolastico 0-6 anni. Perché come dicevo prima, noi abbiamo bisogno di formare, ecco, paradossalmente calano i bambini, ma è drammatico, non riusciamo a trovare gli insegnanti. Roberta è una testimonianza, la fatica che sta facendo per trovare insegnanti con titoli per lo 0-6 anni. Quindi è uno dei temi che anche a livello nazionale come FISM stiamo trattando. Quindi i bambini non interessano più neanche dal punto di vista lavorativo. È una professione che secondo me invece è importantissima, forse non è valorizzata come dovrebbe, e qui parlo ovviamente ai decisori, parlo alle università, che qui in Veneto pochissimi sono i posti disponibili per formare personale docente con i titoli adeguati che servono, perché alla scuola dell'infanzia serve lo stesso titolo che alla scuola primaria. Quindi una fatica incredibile a trovare gli insegnanti. Allora facciamo un grande investimento, si stanno aprendo asili nido, ma si sa quanti educatori, quante migliaia di educatori, si fanno le stime di 20-30.000 educatori lungo lo stivale per gli asili nido, perché se no hai i muri ma non hai il personale. Tra l'altro la legislazione giustamente è severa, cioè chiede precisi titoli per poter insegnare all'infanzia, e però li devi formare, qualcuno se ne sta occupando. Ecco, allora qui viviamo veramente il dramma che nonostante i bambini calino,
anno, adesso magari ti do i numeri delle iscrizioni dello scorso gennaio, quindi per il prossimo anno, bambini calano ma si fa fatica a trovare insegnanti e insegnanti con titoli. E quindi devi prendere, purtroppo, assumere a tempo determinato, magari anche brave educatrici, ma hanno il titolo per il nido e non ce l'hanno per la scuola dell'infanzia, perché per legge è diverso e quindi non puoi neanche assumerle a tempo indeterminato. È incredibile, ma viviamo questi paradossi, no? E io chiedo se qualcuno ci sta mettendo la testa tra i decisori politici. Io auspico che, siccome poi il sistema veneto è particolare, uno dei temi sui quali si doveva giocare seriamente l'autonomia differenziata era appunto lo 0-6 anni. Noi abbiamo bisogno di una legislazione in Veneto che accompagni questo sistema, che è diverso da quello che è il modello nazionale. I numeri. Però mi sembrava interessante sottolineare questo paradosso. No, senz'altro è molto interessante, anche perché ne abbiamo parlato tante volte, perché proprio il sistema delle scuole paritarie in Veneto è unico nel panorama nazionale. Sì, tra l'altro uno mi potrebbe obiettare, mi faccio l'obiezione da sola, me la potrebbe fare anche Roberta che insegna con grande passione. Le persone hanno degli stipendi che sono effettivamente bassi, l'insegnante e l'educatrice hanno uno stipendio basso, non è adeguato all'importanza del loro ruolo. Qual è il problema? Che se lo Stato mi investe sui muri e non mi investe sul personale, sulle scuole, che cosa succede? Succede che intanto si può aumentare lo stipendio che è doveroso per gli insegnanti solo se aumentiamo le rette alle famiglie. E quindi è un circolo vizioso da cui non usciamo. Ecco, allora, anche perché le famiglie sono fatte di quei giovani che hanno uno stipendio basso e non fanno i figli proprio perché hanno uno stipendio basso, quindi è un cane che si morde la coda. Quindi qui ci va un pensiero politico forte che, arrivati dove siamo a 30.000 bambini, vogliamo dare la scuola materna gratuitamente alle famiglie. Questo è un tema politico, anche perché oggi si sta investendo sul nido con i fondi nazionali eccetera, ma poi arrivati ai 3 anni ci si iscrive alla scuola materna, che da noi a scuola dell'infanzia è tante volte soprattutto scuola paritaria, e però bisogna pagare una retta di 180, 190, 200 euro. Ma vogliamo dire alle famiglie che questo è un servizio che è, io vorrei dire, quasi obbligatorio? Un bambino come può avere gli strumenti per entrare in una primaria se prima non ha fatto il percorso dell'infanzia? Allora ecco un tema giusto, invece di tanti bonus, sapete cosa c'è? Il sistema nazionale di istruzione statale e non statale, quindi paritario, dove nel paritario ci sono scuole comunali dell'infanzia come le nostre. I bambini devono entrarci gratis per i genitori e a spese di noi contribuenti, perché è un investimento sul futuro. Sarebbe anche un incentivo alle giovani coppie magari, Ma no? certo, perché il problema, è vero che molti non vogliono fare figli e non li possiamo costringere, ma c'è chi ne ha fatto uno che vorrebbe fare il secondo e non lo può fare. permettere. Quindi il tema è di permettere a chi vorrebbe di poterlo fare. Allora, se l'investimento nello 0-6 anni è così fondamentale, com'è possibile che ci preoccupiamo dei muri e non di dare il servizio alle famiglie? Questo è il vero tema. E poi io penso anche che le scuole dell'infanzia devono diventare proprio dei centri di servizi per le famiglie. Se riuscissimo a dare, già le nostre scuole cercano di farlo, no? Il dopo scuola, supporto ai bisogni flessibili delle famiglie, ecco. Facciamoli diventare dei centri di servizi per le famiglie e facciamo in modo che non costino. Io non ho figli, ho una certa età, sarei ben felice che le mie tasse andassero lì e non in bonus altri così, che non hanno un grande senso, perché questo è il grande investimento sul futuro. Come numeri, prossimo anno scolastico, noi nelle iscrizioni raccolte a inizio anno abbiamo una diminuzione di circa il 3-4% dei bambini alla scuola dell'infanzia, quindi sui 3-6 anni le iscrizioni sono scese di circa 400 bambini, però sono sempre 11.700 i bambini che accoglieremo quest'anno. Nel nido, anche il nido che pure ha una richiesta e anche liste d'attesa, però stanno scendendo anche lì le richieste. Leggevo anche oggi, mi pare sulla stampa, non so, forse Conegliano, che ci sono più posti che richieste, perché i bambini stanno calando. Quindi anche qua, quando si è pensato al grande piano asili nido, si è ragionato anche in termini di qual è la prospettiva demografica. E quindi anche se qui siamo in lista d'attesa con oltre 300 bambini, i bambini accolti saranno più di 1.600.
Poi ci sono le sezioni primavera, che aumenta sempre la domanda per i bambini dai 2 ai 3 anni di essere accolti, anche qui saranno circa altri 1100-1200, per cui complessivamente la rete delle nostre scuole e nidi accoglierà nel prossimo anno scolastico circa 14.500 bambini, con un personale docente di 900 e passa come docente, e poi ci sono le cuoche, importantissimo il cibo, la qualità della mensa per i nostri bambini, gli inservienti, le segretarie e tantissimi volontari, ricordo anche questo. L'associazione collegata a FISM ha iscritti quest'anno, Presidente Anna Cavinato, che ringrazio anche lei come tutti noi, una volontaria e anche direttrice di una scuola, ha 950 volontari iscritti e assicurati che ci aiutano a svolgere il lavoro delle nostre scuole e anche dei centri estivi che ci sono durante l'estate, calmierando il costo per le famiglie, quindi è una grande rete di solidarietà. Certo, molto importante. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, io devo chiudere, senz'altro è un tema che merita anche ulteriori approfondimenti perché è davvero estremamente interessante. Io ringrazio allora Simonetta Rubinato, Presidente della FISM di Treviso, e ringrazio Roberta Rizzo, componente della Commissione Pedagogica di FISM, nonché coordinatrice di una scuola dell'infanzia e nido integrato. Grazie naturalmente anche a tutti voi telespettatori per averci seguito, un buon pomeriggio, vi ricordo subito dopo la sigla il nostro meteo e la puntata settimanale di Agricoltura. Arrivederci.